Estate 2021, Vicenza va oltre la rinascita dopo un anno e mezzo di pandemia, un'estate per la città del Palladio, patrimonio dell'UNESCO, che racconta di boom di turisti e record di incassi per la rete museale della città, un successo di cui andar fieri. Abbiamo superato il 2019, un dato che questo ha stupito anche noi, tantissimi stranieri che scelgono Vicenza proprio perché secondo me rappresenta un po' nel piccolo quello che vogliamo trovare in Italia: cultura, bellezza, accoglienza, buon cibo. Incassi record dei visitatori da pre-pandemia, il tutto frutto della scelta fatta dall'amministrazione di fare rete tra associazioni e mettendo in rete tutto il sistema museale. Io ritengo che la cultura debba sempre più offrire. Quando l'offerta è alta ed è ben organizzata, arriva la domanda di cultura. Era stata un po' una scommessa. Abbiamo invece insegnato che quando si fa sistema e ci si aiuta, arriva il sold out anche in tutti gli eventi, proprio perché ogni evento aiuta anche gli altri. Un risultato che porta la città ad uscire dal limbo di città piccola, di provincia, dimostrando di essere in grado di produrre cultura e attrattiva di turisti, ambendo così in Veneto ad un ruolo di primo piano. Un'estate di sfide, quella passata, come aprire una mostra Infernus in Basilica dedicata al sommo poeta, un successo non scontato, visitata da moltissimi giovani, che chiuderà i battenti la notte tra lunedì 13 e martedì 14 per celebrare l'anniversario della morte di Dante. Chiusa l'estate, l'assessorato è già al lavoro per l'autunno. Ci prepariamo alla grande mostra sul Rinascimento che inaugura l'11 di dicembre e che invece porterà a quella che è la grande Vicenza, la grande epoca storica di Vicenza. Insomma, iniziamo a lavorare sul serio per questa mostra.